Alba tragica sulle strade agrigentine. Nello scontro tra un'auto e un autobus di linea è morto l'autista del pesante mezzo, un uomo di Sant'Elisabetta, Gerlando Greco, 54 anni, deceduto sul colpo. Dopo la collisione, l'autobus della ditta Lumia ha sfondato le protezioni andando a finire in un appezzamento di terreno sottostante. In gravissime condizioni il conducente dell'Audi 4, un uomo di Partanna, in provincia di Trapani, trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio. Adesso l'uomo è in rianimazione con la prognosi riservata. Scenario del tragico incidente, una curva nei pressi del bivio di Realmonte sulla statale 115. Letteralmente accartocciata l'auto. Secondo una prima ricostruzione pare che il conducente dell'Audi abbia perso il controllo ed invaso la corsia opposta e l'autista dell'autobus abbia sterzato per cercare di evitare l'impatto, risultato inevitabile. Da precisare che il pullman fosse vuoto. In un primo momento invece si temeva trasportasse già i primi pendolari, circostanza questa che avrebbe potuto comportare conseguenze ancora più drammatiche. Sul posto gli uomini della polizia stradale per regolare il traffico e fare i primi rilievi. Presso il bivio di Realmonte anche 2 ambulanze del 118. Al momento dell'incidente, avvenuto come detto alle prime luci del giorno di stamani, aveva da poco finito di piovere. La strada risultava ancora bagnata per l'incessante pioggia caduta nel cuore della notte. Il traffico lungo la statale è rimasto bloccato per alcune ore. Sulle cause dell'incidente sono state avviate le inchieste.